Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale buongiorno, gentili amici e amiche alla visione all'ascolto. Dunque riprende le nostre finestre, la finestra sul mondo, come potete vedere dietro alle mie spalle, per quanto riguarda gli spazi informativi di infofriulitv.net. Quest'oggi avremo anche il collegamento tra pochi minuti con gli amici dell'associazione Acquirenti, avremo l'avvocato Barba per parlare di telefonia mobile e non solo. E allora, prima di addentrarci nell'argomento odierno con Acquirenti, facciamo un giro di cronaca perché ci sono importanti novità per quanto riguarda il discorso, pensate, della rete clandestina. Attenzione, perché la Digos di Trieste, supportata dal Servizio per il contrasto all'estremismo e terrorismo esterno della DCP UCIGOS, ha smantellato un'organizzazione dedita al transito di clandestini provenienti dal Kurdistan e diretti in Europa, anche procacciando documenti di identità falsi in cambio di ingenti somme di denaro. Sono state eseguite 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere, di cui 2 estese in ambito europeo, e 2 arresti domiciliari nei confronti di cittadini iracheni di etnia kurda. Uno di questi aveva legami con un cittadino siriano responsabile dell'attentato terroristico del 15 settembre 2017 in quel di Londra. Torniamo in studio, adesso ci spostiamo a Lignano Sabbiadoro, importanti novità per quanto riguarda il discorso del Covid, soprattutto, come sapete benissimo, da mezzanotte entreremo in zona arancione per quanto riguarda le province di Udine e Gorizia, rimangono gialle Trieste e Pordenone, sempre che da Roma in giornata non arrivi il DPCM che de facto e anche de jure porti il Friuli Venezia Giulia completamente arancione. Ma per il momento, non avendo notizie ufficiali dalla capitale, ci atteniamo a quelle che sono, a quella che è l'ordinanza emessa dal presidente della regione Massimiliano Federica. Allora andiamo a sentire dalla viva voce del sindaco di Lignano Luca Fanotto le ultime novità. Ecco la clip. Cari lignanesi, un aggiornamento sulla situazione legata allo sviluppo del coronavirus sul nostro territorio. Purtroppo l'azienda sanitaria ci ha trasferito quest'oggi dei dati che hanno registrato un aumento anche sensibile del numero dei contagi rispetto a quello di una settimana fa. In particolare
vi sono 25 persone positive per le quali è stato disposto l'isolamento domiciliare da parte del Dipartimento di Prevenzione e 17 quarantene in virtù di contatti stretti che sono stati intrattenuti con i casi positivi. Si sono quindi registrati 15 casi positivi in più rispetto a quelli di una settimana fa e la situazione è molto fluttuante e volatile. Se è andata bene in questi mesi dove era sostanzialmente sotto controllo con un numero basso di contagiati, quest'oggi a causa della diffusione delle varianti che sono più contagiose e anche più aggressive, la situazione è mutata e quindi il governo nazionale ha dovuto adottare recentemente un nuovo DPCM che rimarrà in vigore fino al 6 di aprile e parallelamente anche il nostro Presidente della Regione ha dovuto adottare un'altra e nuova ordinanza che entrerà in vigore a partire da sabato, con la quale si sono disposte delle ulteriori misure restrittive e diversificate all'interno del nostro territorio regionale. In particolare il Presidente Fedriga ha distinto due diverse situazioni, quella delle ex province e dei relativi comuni di Trieste e di Pordenone che sono state decretate zona gialla e quelle invece legate alla situazione dei comuni delle ex province di Udine e di Gorizia per le quali il Presidente Fedriga invece ha decretato la zona arancione con relativa applicazione delle misure previste per le zone arancioni in ambito nazionale. In particolare è stato stabilito che debbano essere chiusi ristoranti, pizzerie, bar e pasticcerie. Inoltre è vietato lo spostamento al di fuori del comune di residenza se non per comprovate ragioni di necessità, di salute, di lavoro o di studio. È possibile effettuare uno spostamento per far visita a parenti e amici all'interno del proprio comune solo una volta al giorno e con massimo di 2 persone e inoltre a partire da lunedì saranno chiuse le scuole, in particolare le scuole medie, le scuole superiori e l'università dovranno attivare la didattica a distanza, mentre i nidi e le scuole elementari potranno continuare la didattica in presenza. Queste sono delle ulteriori misure che si sommano a quelle previste a livello nazionale e di portata più generale e che sono relative al contenimento della diffusione del virus, cioè l'obbligatorietà dell'uso della mascherina non solo al chiuso ma anche all'aperto. Tra l'altro l'uso della mascherina è raccomandato anche nelle abitazioni private nel momento in cui si ospitano parenti o amici, cioè soggetti non conviventi. Inoltre è fatto divieto di assembramento in ogni parte del territorio nazionale e anche quindi comunale, è fatto obbligo di lavarsi spesso le mani e di mantenere la distanza interpersonale di 1 metro sempre con altre persone. Quindi abbiamo questa situazione purtroppo che ancora una volta ci impone delle forti restrizioni e dei forti sacrifici. Vanno a colpire queste misure anche le nostre attività economiche, ma io veramente vi prego di osservarle con molto scrupolo perché la situazione è cambiata purtroppo e non possiamo e non dobbiamo mettere a rischio l'apertura della nostra stagione che vorrei fosse prevista il prima possibile. Ma può essere prevista il prima possibile solo se il numero dei contagi, la curva quindi del contagio sia a livello regionale che a livello nazionale scende e questo è un compito di tutti attraverso queste misure ed è un compito del nostro governo e del nostro paese continuare il processo di vaccinazione il più velocemente possibile. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ringrazio ancora una volta per i sacrifici che dobbiamo tutti assieme sopportare e vi ringrazio ancora di più nel rispetto di tutte le misure di sicurezza igienico-sanitaria. Importanti dunque le notizie e soprattutto i consigli che l'avvocato, soprattutto per quanto riguarda il comune di Lignano, l'avvocato Luca Fanotto, che ricordo è il sindaco di Lignano Sabbiadoro, ha lanciato regole che valgono per tutti per mantenere, insomma, e cercare soprattutto prima possibile di cacciare questo
cancro che si chiama Covid-19. È già pronto l'avvocato Barba in bassa frequenza, tra poco parleremo con lui, prima un'altra notizia e poi di nuovo andremo con la seconda parte del nostro audio-video giornale per dire che il gruppo apartitico Partite IVA, insieme per cambiare, Associazione Partite IVA, insieme per cambiare gruppo nazionale ufficiale, ha già da qualche mese iniziato la raccolta di adesione a livello nazionale per lo sciopero del 10 marzo prossimo, dove tutte le partite IVA d'Italia, naturalmente tutti liberi di scegliere, chiudendo per propria scelta l'attività, non per imposizione e senza preavviso, come è avvenuto più volte, mettendo in crisi interi settori economici, aderiscono e contribuiscono a dar voce a questo malcontento. Per quanto riguarda la Carnia, in particolare anche la zona di Tolmezzo, che ha reagito con grande adesione. Aderiscono allo sciopero del 10 marzo un centinaio di aziende tra centro storico, zona artigianale e industriale. In Friuli molte partite IVA di vari settori aderiscono per il prossimo 10 marzo ed è già pronto il viaggio diretto per la capitale dove si svolgerà la manifestazione nazionale. Torniamo in studio e vedo già, come ha detto, pronto l'avvocato Ettore Giulio Barba da Udine, Acquirenti. Buongiorno avvocato e ben ritrovato. Buongiorno a lei. Allora, io avevo detto in premessa, mentre lei si stava preparando, tanto giustamente per fare gli ultimi ritocchi per quanto riguarda la posizione e la postazione mobile, come si dice in questi casi, avevo accennato che oggi parleremo di telefonia, no? Telefonia, in modo particolare quelle che sono gli specchietti per allodole in un certo senso. E allora le passo la parola per spiegare ai nostri telespettatori di che cosa si tratta e soprattutto cosa state facendo voi come associazione acquirenti per tutelare ed evitare sempre di più questi falsi miti che si propongono per venderti cose e poi rischi di prenderla in quel posto. Prego. Certo, buongiorno a tutti. Allora, noi come associazione consumatori riceviamo spesso delle segnalazioni e la richiesta di assistenza ai nostri utenti per problematiche legate alla telefonia. La casistica è molto varia, però le problematiche più frequenti sono fondamentalmente di 2 o 3 tipi, ovvero innanzitutto servizi che vengono attivati seppure non richiesti sulle proprie linee mobili, quindi sui cellulari, servizi spam che di fatto prosciugano il credito, oppure seconda casistica rilevante il fatto che alcuni agenti di alcune compagnie telefoniche promettono dei costi bloccati per quanto riguarda una linea, salvo poi al momento dell'arrivo delle prime fatture scoprire che in realtà esistono degli altri servizi, delle altre spese che non sono state assolutamente dichiarate. E altri problemi invece sono di altro tipo spesso succedono degli intoppi nel momento in cui si vuole recedere da una linea telefonica, in questo caso se domestica, oppure insomma riguardante il telefono fisso, perché Certo. in caso cosa succede? Spesso Infatti volevo chiederle questo, perché ci sono dei casi, no, dove ci arrivano anche noi segnalazioni, dove magari con la telefonia mobile è più semplice, no, passare da un operatore all'altro, mentre con la linea fissa, seppur col vecchio sistema a cavo, tanto per essere chiari, oppure con i nuovi sistemi dove hai il telefono di casa, però c'è la SIM all'interno, dunque riceve da ripetitore, ci sono più difficoltà e senti dirà ma non si può perché lei ha firmato, bla bla bla, invece lei che consigli ci dà, insomma? No, che comunque è sempre possibile recedere. Bisogna, soprattutto succede anche questo, che in caso di decesso di un parente, la linea a lui intestata, gli eredi provano a dismetterla, a chiedere il recesso e questo recesso non viene sempre accolto per qualche motivo del tutto pretestuale e puramente formale. E in questo caso comunque gli eredi hanno diritto a chiedere il recesso e quindi qualsiasi pretestuoso intralcio, insomma opposizione che viene fatta dall'operatore telefonico può essere superata. In tutti questi casi innanzitutto che cosa bisogna fare? Bisogna sporgere immediatamente il reclamo. Il reclamo è sempre meglio farlo in forma scritta, quindi con una PEC, con una mail, tramite il sito internet dell'operatore o tramite la vecchia raccomandata. Quindi
porgere il reclamo in forma scritta. Se questo non è possibile, lo si può fare anche tramite il call center. Però qui bisogna ricordare un paio di cose, ovvero innanzitutto i call center registrano sempre le nostre telefonate, le registrazioni è molto difficile che ci vengano mostrate, quindi suggerimento che do: quando si parla col call center, se si riesce, registriamo anche noi quella telefonata. Lo possiamo fare. Il consiglio, diciamo così, più utile per quanto riguarda questo discorso è quello di usare appunto o il vecchio sistema, cioè carta e penna e calamaio, no? Come si dice in certi casi, raccomandata andata e ritorno, o altrimenti, visto che le PEC oggi praticamente non dico che te le tirino dietro, ma più o meno insomma non costano granché, o se hai un parente, un amico, fai una PEC in modo tale di avere la ricevuta immediata su quello che hai mandato, no? Perché non è contestabile. Se no lo posso fare, dicevo, tramite operatore, però ricordarsi, uno, se è possibile, di registrare anche noi la chiamata, come fanno loro, e due, farsi rilasciare il nominativo e il codice dell'operatore con il quale abbiamo parlato e segnarsi il giorno e l'orario in cui si è fatto questo reclamo. Perché Certo. questo? Perché con i reclami a volte si riesce a risolvere il problema, altre volte, spesso, soprattutto se riguardano problematiche di fatturazione, il problema non viene risolto, viene più facilmente risolto un problema tecnico. Allora a quel punto bisogna attivarsi in un altro modo per arrivare alla conclusione. Qual è l'altro sistema? L'altro sistema è utilizzare o lo strumento della conciliazione tramite il core con il sito dell'Antitrust, l'AGCOM, il sito è il Concilia Web, oppure utilizzare qualche altra forma di conciliazione, cioè la conciliazione paritetica o altri sistemi. Il più veloce, il più efficace per esperienza diretta è quello del Corecom. È un procedimento che si fa tutto quanto tramite piattaforma web, quindi online, e l'utente lo può attivare sia da solo personalmente, quindi senza essere rappresentato o assistito, oppure può rivolgersi a un'associazione di consumatori, a un avvocato, insomma, o a chi ritiene. Non ci sono particolari formalità. E quella è l'unica sede, diciamo la sede in cui si riesce a parlare con qualcuno della compagnia telefonica che effettivamente ha il potere di risolvere la nostra problematica. Quando parlo con il call center spesso parlo con soggetti che, a volte anche esteri, che di fatto non hanno il potere, l'autorizzazione di risolvere le problematiche. Quindi io mi trovo di fronte a un muro di gomma e non ne vengo a capo, mi faccio soltanto venire un fegato grosso così, e continuo a essere rimbalzato da un numero a un altro, da un operatore a un altro. Quando li metto in difficoltà cade la linea magicamente e non ne vengo fuori. Invece, e vanno a finimento, no? In un certo senso. Assolutamente. Poi cosa succede? Succede che io utente mi arrabbio giustamente, decido di non pagare più le fatture e lì entro nel vortice delle agenzie di recupero credito che mi tartassano, mi tormentano, mi chiamano ogni 5 minuti, mi mandano un'email. Si arriva in questo loop dal quale non se ne viene fuori, quindi l'unica è andare in sede di conciliazione. Lì, anche per esperienza nostra diretta, al 95%, 96% la problematica la si riesce a risolvere con sufficiente soddisfazione per le parti. Lì abbiamo da preparare un modulo dove si va a spiegare qual è esattamente la problematica, si deve indicare il reclamo che era stato fatto, del motivo per cui dico subito fare un reclamo di cui si deve avere un minimo di traccia, o almeno la data e l'ora in cui è stato fatto tramite operatore questo reclamo. E poi viene fissata solitamente una, chiamiamola, incontro di conciliazione telefonico o tramite web, tramite le piattaforme che ormai sono di uso veramente comune. Lì in quella sede si riesce, ripeto, solitamente a risolvere la singola problematica. E altre strade, ripeto, molto spesso non portano a niente se non a sangue amaro per l'utente, che può essere sia una persona fisica sia anche una piccola media impresa, perché anche loro si ritrovano invischiati negli stessi problemi.
Senta, avvocato, visto che noi abbiamo queste finestre informative volutamente, no, per cercare di far capire ai nostri amici come funziona, cosa fare, eccetera, chiaramente ci sarà sempre quello che dopo un'ora che tu parli ti richiederà le stesse cose. Immaginiamoci quando pubblichi, magari pubblichi addirittura un decreto, no? Spieghi per filo e per segno, che anche il più analfabeta di questo mondo capisce, ma te lo richiedono perché si fermano al titolo e poi il resto ciao. No? Queste finestre appunto servono per cercare di far capire alle persone che non è automatico, firmi il contratto, io per 5 anni lì non posso fare nulla, non posso usare il telefono, non posso fare cambio di linea, eccetera. Cioè i sistemi ci sono, perché chiaramente il diritto di recesso c'è. Poi, come ha detto l'avvocato, bisogna usare i sistemi, quelli più veloci, quelli più pratici, no? Perché venite a arrabbiarsi a stare lì un'ora al telefono a parlare col call center, come ha detto lei, poi possono registrare, non registrare e via dicendo. Fra 6 mesi, se è ancora lì, è la bile che è più grande di un pallone da calcio, non tanto per essere chiari. Invece, usando quello che dice il consiglio che dà l'avvocato, è quello di accelerare i tempi e usare i sistemi migliori per velocizzare nel giro di 15, massimo 20 giorni, insomma, la possibilità di passare da un'altra compagnia o rimanere nell'attuale se gli fanno l'offerta migliore, chiaramente. Certo, certo. Poi ricordiamo anche un'altra cosa: solitamente quando si arriva in una fase di mediazione, di conciliazione, la stessa compagnia telefonica è diciamo meglio disposta a venire incontro all'esigenza dell'utente. Quindi abbiamo riscontrato anche questo, che anche in qualche caso nel quale forse la ragione era più dalla parte dell'operatore telefonico, in questa sede si riesce a trovare una maggiore elasticità e disponibilità anche a venire incontro alle esigenze per mantenere il cliente piuttosto che per altri motivi di immagine. Quindi è uno strumento che troviamo fondamentalmente utile e satisfattivo per gli utenti, insomma, per i consumatori e anche per le piccole imprese, per le piccole e medie imprese. Chiaro. Bene, avvocato, se non ci sono altre cose, io direi che possiamo chiudere qui questo intervento odierno. Se vuole aggiungere qualcos'altro, oltre a quello che lei ha già espletato. Detto tutto, poi insomma, qualcuno vuole, contatta l'associazione, insomma, contatta i singoli avvocati, insomma, contatta persone Acquirente esperte. FVG, tanto per essere chiaro. Esattamente. Acquirente FVG per chi ci guarda da Friuli Venezia Giulia, perché ricordiamo che Acquirenti ha anche altre sedi in giro per l'Italia. Sì, assolutamente, siamo in espansione, quindi bene così, insomma, progrediamo e avanziamo. E noi speriamo, insomma, di darvi un contributo attraverso queste finestre informative per far conoscere meglio la vostra associazione e, insomma, lei sa che io non do spazi tanto per dare, nel senso che se conosco le persone, da me entri a casa mia e ti faccio parlare, ma se non conosco, fai il furbo, come dicevano i tedeschi, raus, e vai da un'altra parte. Lei lo sa come sono fatto io, Assolutamente. E io vi conosco perché so chi c'è dietro, insomma, conosco molte persone che fanno parte della vostra associazione e so che sono persone che veramente fanno volontariato con la V maiuscola per aiutare le persone. E questa è la cosa importante, perché sa che oggi è tutto semplice, con un click, bella faccia, sorridenti, incravattati, e la gente casca nella rete e poi tra 6-7 anni viene striscia la notizia a smascherare quello che c'è veramente dietro. Poi per fortuna invece siete delle persone che veramente, devo dire la verità, veramente state operando con il sistema volontariato chilometro zero, dove tutto è tracciabile, dove tutto quello che fate, insomma, è visibile senza nessun problema. Complimenti e continuate così. Ecco, ringrazio a nome di tutti gli associati dell'associazione del nostro direttivo. Bene, avvocato, allora con Acquirenti noi ci diamo riappuntamento venerdì prossimo, stessa ora, stessa rete, minuto più, minuto meno, in base anche alle esigenze chiaramente dei professionisti che interverranno. Per quanto riguarda invece i nostri amici, vi diamo appuntamento nel primo pomeriggio con la seconda edizione di friulitv.net linea diretta, info giorno in questo caso, per gli aggiornamenti dalla nostra regione e, perché no, un occhio di riguardo anche nell'erba del vicino, cioè quello che accade verso est, verso sud, verso nord, verso ovest.
Però non manca, non dimentichiamo il nostro hashtag, il nostro motto, come si dice in questi casi. E come si dice nella lontana provincia dell'impero, mandi e alla prossima. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato a orzo distico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.